Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo a Spello in provincia di Perugia, 280 metri sul livello del mare, 8.600 abitanti, 150 km da Roma. Come sempre il programma sarà raccontato dai protagonisti del territorio e quindi iniziamo con il primo cittadino. Spello è una città di epoca romana, siamo nel palazzo comunale, un palazzo storico del 1270, sicuramente già entrando si possono ammirare molti reperti archeologici trovati nei pressi di Villa Fidelia, dell'anfiteatro romano, della chiesa di San Claudio. E poi ecco, saliamo in queste stanze, e questa sicuramente è la stanza più prestigiosa, affrescata, la sala degli Zuccari, dove è depositato anche il rescritto di Costantino che autorizzava i giochi qui nella zona di Villa Fidelia, appunto. Quindi un reperto importante a testimonianza dell'importanza storica di questo comune ai tempi romani, e si è mantenuto. Noi abbiamo un patrimonio sicuramente artistico, culturale importante che dobbiamo assolutamente valorizzare. Di recente c'è stata una scoperta importante della Villa Romana con i mosaici, che sicuramente merita di essere visitata per l'importanza e per come si sono mantenuti ancora a distanza di anni, tenendo conto che erano proprio in un campo sportivo, quindi proprio ad un livello molto vicino al livello di campagna, quindi circa 60 cm sotto il terreno. Sicuramente in questi anni ci siamo impegnati molto per far conoscere Spello, che già era conosciuta per la sua cultura, per la sua arte, è città d'arte sicuramente Spello, e quindi una città che trova un consenso diffuso da parte del visitatore e del turista, perché è possibile, come dire, ancora vivere un turismo lento, un turismo a portata di mano, perché è un borgo comunque dove vi sono molti residenti, è uno dei borghi con più residenti. Se facciamo il paragone con la vicina Assisi, che è una città sicuramente di importanza mondiale, lì ci sono 600 persone all'interno delle mura, qui ne abbiamo 1600, e questo particolare ci dà quella caratterizzazione che il turista apprezza, soprattutto perché all'interno del borgo è ancora, come dire, possibile assaporare prodotti tipici, e ancora è possibile avere il sapore del forno la mattina, del pane fresco, e tutta una serie di luoghi che sono tra l'altro molto curati dai residenti, appunto, che vi abitano. E c'è una passione, soprattutto in questo periodo primaverile, dove sbocciano il cosiddetto concorso Balconi Agricoli Fioriti, dove i residenti proprio apprezzano e soprattutto valorizzano i loro scorci, i loro borghi, le loro piazzette, i loro vicoli, e quindi questo è particolarmente apprezzato dal turista, ma anche da chi vi risiede. Sicuramente la ricostruzione dopo il terremoto del 97 è stato un dramma, il sisma del 97, ma poi è stata anche un'opportunità, perché ha permesso, come dire, di recuperare un patrimonio privato importante, ma anche un patrimonio pubblico importante. Chiese, conventi, abbazie, edicole sono state recuperate e rese fruibili. Il gonfalone di Spello mostra la torre, che era il simbolo dei comuni medievali, i due leoni, che sono il simbolo di Perugia, che era, diciamo, che era del dominio del pontefice, e sotto ci sono due distese azzurre che, siccome Spello era nei tempi antichi era
costellato d'acqua, quindi 2 specchi d'acqua sostanzialmente, e quindi da lì è nato anche il nome di Spello. Siamo nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Spello, una delle tante chiese presenti in questo territorio. Mi piace solo ricordare le altre 2 più importanti, quella di San Lorenzo Martire, che si trova nella parte più alta della città, e quella di Sant'Andrea, che è proprio qui vicino alla collegiata di Santa Maria Maggiore, che ospita anch'essa una splendida opera del Pintoricchio. Sono parroco da qualche mese in questa parrocchia e piano piano vado scoprendo le ricchezze stupende che essa conserva in ogni angolo del suo territorio, ricchezze che esprimono una fede che ha caratterizzato, animato le popolazioni che ci hanno preceduto in queste terre spellane. Qui in questa chiesa di Santa Maria Maggiore ne abbiamo una espressione del tutto singolare di questa fede attraverso opere d'arte che arricchiscono la chiesa e che dicono quella fede che ha animato la popolazione tanto da sacrificare anche parte del proprio patrimonio affinché la casa di Dio fosse più ricca, più bella delle case della gente. Ecco perché se facciamo un giro all'interno della chiesa troviamo opere una più bella dell'altra fino ad approdare alla Cappella Baglioni, la singolare e più importante opera di Bernardino di Betto, detto il Pintoricchio, commissionata da uno dei nostri predecessori, Troilo Baglioni, e che è proprio situata alla metà della navata principale della chiesa. Come tutte le parrocchie, anche Spello ha le sue tradizioni, ha i suoi santi, ha i suoi custodi, i suoi protettori. Ricordo in modo particolare San Felice, vescovo e martire del 303 d.C., che viene festeggiato il 18 maggio dalla gente, dalla popolazione. Ecco, si fa festa proprio ricordando che quei martiri hanno testimoniato la loro fede fino all'effusione del sangue. Accanto a San Felice, San Ventura Spellucci, martire proprio di Spello, la cui chiesa si trova appena fuori le mura della città, martire del 1160 circa, che viene invece ricordato il 30 di aprile. Insieme ai santi mi piace ricordare anche le devozioni nei confronti dei morti. Spello ricorda i defunti in un mese di celebrazioni legate proprio al 2 novembre. Ripercorriamo sommariamente la storia di Spello e soprattutto presentiamo la Cappella Baglioni dipinta da Bernardino di Betto, detto il Pinturicchio.
castello di origini umbre deve la sua principale esplosione sotto il profilo storico e monumentale nel periodo romano. Infatti in questo periodo la Colonia Iulia, la splendidissima Colonia Iulia, si arricchisce di porte monumentali, le 5 porte urbiche di Spello, e di una cinta muraria di epoca augustea. Durante il periodo medievale la città sposta il suo insediamento nella parte più alta del colle, che sostanzialmente costituisce uno sprone del Monte Subasio, questo monte che divide Spello da Assisi. Il periodo dove maggiormente noi osserviamo una particolare emergenza di ordine storico ed artistico è proprio il 400. Infatti in questo periodo la città è luogo di numerose botteghe d'arte e soprattutto sono gli artisti della vicina Foligno e dell'area spoletina che lasciano in questa città numerose opere. Tra la fine del 400 e i primi del 500 a Spello arriva uno dei grandi protagonisti dell'arte del Rinascimento, Bernardino di Betto, detto il Pintoricchio. È proprio in questi anni, appunto, e precisamente nel 1500, che Troilo Baglioni, il più importante esponente della signoria Baglioni, dà la committenza a Pintoricchio per realizzare qui nella chiesa di Santa Maria Maggiore la cosiddetta Cappella Bella. Infatti la Cappella del Pintoricchio, datata 1501, è in realtà definito il capolavoro del pittore umbro. La Cappella Baglioni si compone di 3 pareti affrescate ed è una cappella intitolata a Maria. Infatti nei 3 riquadri l'Annunciazione, la Natività con l'adorazione dei pastori e la disputa di Gesù fra i dottori nel Tempio è sempre presente l'immagine di Maria, donna nella prima, madre nella seconda e moglie nella terza. L'Annunciazione, il primo riquadro della Cappella Baglioni, è una scena dove l'angelo annunziante, l'arcangelo Gabriele, annuncia a Maria l'arrivo del suo figlio, quindi annuncia che presto darà alla luce Gesù, il figlio di Dio. Se questo è il tema ovviamente di ordine religioso, tutta la cappella invece è un omaggio al paesaggio umbro e in modo particolare al paesaggio spellano. Infatti sullo scorcio dell'Annunciazione si può proprio notare in quella bellissima immagine di paese medievale arroccato sulla destra probabilmente una rappresentazione della Spello di fine 400. Invece la scena della Natività, dove nel primo registro è appunto rappresentato il presepe con l'adorazione dei pastori, mostra sullo sfondo un incantevole paesaggio umbro, con la laguna che richiama al lago Trasimeno, unica grande risorsa, soprattutto nella fine del 400, di acqua in tutta la regione Umbria. Conclude la Cappella Baglioni la scena della disputa, dove Gesù incontra i dottori nel Tempio in una piazza stile cinquecentesco che si apre davanti ad un bellissimo tempio pagano a pianta centrale che emula le opere di Raffaello, che noi sappiamo essere stato uno dei principali allievi di Pintoricchio, quando appunto il giovane venne da Urbino a Perugia per imparare l'arte del disegno. Chiude la Cappella Baglioni una bellissima volta a crociera dove nelle 4 vele sono dipinte le Sibille.
La Cappella Baglioni però non è l'unica grande opera che contiene la chiesa di Santa Maria Maggiore, il Duomo sostanzialmente della città di Spello. Qui ci sono altri due capolavori che furono lasciati in questa chiesa da Pietro Vannucci, il Perugino, il più grande probabilmente degli artisti umbri di epoca rinascimentale e soprattutto il rivale di Pintoricchio proprio in questa terra. I due affreschi firmati da Pietro Vannucci si collocano nella parte del presbiterio e entrambi costituiscono i terminali del coro. Questi incorniciano una bellissima tribuna realizzata in pietra caciolfa, opera dello scultore modenese Tommaso Rocco da Vicenza. Nella chiesa di Santa Maria Maggiore, la cappella del Santissimo Sacramento conserva altre due opere del maestro Bernardino Di Betto, il Pintoricchio. Una si tratta dell'Angelo Annunziante collocato all'interno della parete frontale di un lavabo. Altra opera mirabile, la Madonna con il Bambino, che si trova nella cappella all'interno della chiesa. Altra opera di Pintoricchio all'interno della nostra cinta muraria si trova nella chiesa di Sant'Andrea. Qui il pittore perugino lasciò una tavola, la tavola appunto è intitolata al Santo Andrea Apostolo e che è datata 1507. L'imperatore Costantino concesse alla città di Spello un grande privilegio e questo fu tradotto con l'emissione del rescritto di Costantino, datato 337 d.C. La tabula marmorea rinvenuta nel corso del Settecento a seguito di una campagna di scavo nell'area archeologica riporta il testo appunto attraverso il quale l'imperatore concesse ai pubblici spellani il privilegio di edificare un tempio per celebrare i ludi scenici non più nella vicina Orvieto ma appunto nella città di Spello. Vi aspettiamo tutti all'Infiorata di Spello, la più grande, la più bella d'Italia. Tengo a dirlo in modo particolare perché questa nasce 85 anni fa, forse anche più. Le infiorate nostre sono fatte esclusivamente di fiori naturali, semplicemente naturali, non possono essere né incollati né tinteggiati. Quindi è un'esplosione di colori, di rossi, di azzurri soprattutto, e attualmente rose, ma soprattutto il serpullo, che è un profumo eccezionale, e naturalmente ancora Pinocchio selvatico. Adoriamo tutto quello che in natura ci dona e ci donerà sempre, se noi l'amiamo sempre di più. La nostra infiorata è bellissima. Perché è fatta di 80 gruppi e naturalmente viene omaggiato per il giorno del Corpus Domini da tutto Spello, dalle persone giovanissime, dall'asilo infantile, le scuole elementari, le scuole medie, i più giovani, i più vecchi come me, che fanno questa bellissima infiorata. Parte dal borgo, fa tutto il giro dell'infiorata. È una cosa eccezionale da vedere, è un atto d'amore dato da Spello e soprattutto dato per tutti quelli che ci verranno a visitare. La caratteristica del territorio a Spello è rappresentata dagli uliveti e quindi per quanto riguarda le tipicità andiamo alla scoperta dell'olio di Spello. Spello è una società cooperativa agricola che annovera nel suo statuto ben 500 soci. È una delle più antiche, se non la più antica cooperativa agricola dell'Umbria, è stata infatti fondata nel 1947, fondata in tempi in cui la cultura dell'olivo rappresentava davvero uno degli elementi cardine dell'economia spellana. Questi nostri produttori producono un prodotto di eccellenza.
non mirano più alla quantità, perché la quantità non serve nella loro realtà territoriale, all'eccellenza. Vogliono creare un prodotto che sia davvero importante, significativo, una valenza poi che ha dei risvolti anche sul piano terapeutico. Ecco, diciamo quelle che potrebbero essere le qualità di quel nostro olio. Intanto gli olivi, dal quale esce appunto questo prodotto, sono tutti collocati sulle pendici del Monte Subasio, in quest'area geografica denominata Colli Assisi Spoleto. Ed ecco questa denominazione che noi certifichiamo come DOP Umbria Colli Assisi Spoleto, proprio in virtù della collocazione territoriale di queste piante. La proprietà del terreno, quindi il terreno sassoso, ghiaioso, e quindi la priorità di questa pianta che nasce non sull'argilla ma sullo scoglio, e questo dà una valenza diversa, davvero importante, al prodotto che poi ne esce. Bassi valori di polifenoli, di periossidi, che danno proprio al prodotto una valenza straordinaria. Molti eminenti scienziati, professori, anche medici di chiara fama, soprattutto su quelli che curano le malattie oncologiche, hanno stabilito, hanno detto che questo prodotto è molto molto importante anche sul piano terapeutico. Nasce anche la conoscenza di quest'olio, nasce dal più semplice dei nostri piatti tipici dell'Umbria, la bruschetta, una fetta di pane brustolito con, chi lo vuole anche con un po' di aglio, intinto nell'olio, proprio intinto, non che come molte volte vediamo ai ristoranti che l'olio lo fanno appena vedere, deve essere proprio inzuppato nell'olio d'oliva. Questo è un piatto semplicissimo che dà proprio il massimo per poter capire quello che è la bontà, la genuinità di questo straordinario prodotto che è l'olio d'oliva. Troviamo a Spello, alla locanda del Postiglione, dove proponiamo una cucina tipica umbra. Partendo dagli antipasti abbiamo ottimi formaggi, sempre della zona, prosciutto al coltello e vari salumi, guanciale, salame, capocollo e lonza. Poi abbiamo tartufo, uova di quaglia, porcini. Poi, partendo dai primi, abbiamo proposto oggi uno strengozzetto fatto con acqua, farina e albume d'uovo, con gli asparagi del Monte Subasio. Il tutto condito con olio sempre di Spello. Come secondo abbiamo proposto un piccione ripieno con una salsa di fegatini. Il tutto accompagnato con un buon vino di Montefalcon Sagrantino. Vi aspettiamo a Spello, speriamo che verrete in molti a trovarci alla locanda del Postiglione. Grazie. Allora adesso, per farvi sentire a casa vostra, provo a farvi un invito in dialetto spellano. Avete visto tante cose dell'arte, avete visto il paesaggio, avete mangiato bene, avete visitato le chiese, i conventi, Dostorio li Preti, e allora dovete venire tutti a Spello, perché a Spello si sta bene e si vive bene. Da Spello in Umbria vi salutiamo, l'Italia va scoperta tutta, i borghi d'Italia vanno gustati con gli occhi ma soprattutto con il cuore. Attendiamo sempre i vostri suggerimenti e per quanto riguarda il nostro appuntamento ci vediamo la prossima settimana. Ciao!